Cari amici di Miss Topolini, vi presento questa aspirante Miss numero 94, nome? Ilaria. Ilaria è una ragazza alta 2,14 m, vero? Più o meno, dai. Più o meno, no, lo dico perché quelli che mi vedono dicono Rocco è... No, in realtà sei davvero altissima. Quanto sei alta? 1,82 m. Senza tacchi? Senza tacchi. Ok, quindi potete immaginare, insomma, vabbè, complimenti che l'altezza la trovo sembra una grande qualità, soprattutto nel mondo della moda. Allora, sono proprio curioso di conoscerti bene, no? Quindi raccontaci un po' di te, quanti anni hai, di dove sei, cosa fai, perché? Perché? Sono di Trieste, ho 16 anni e studio all'Istituto Max Fabiani per geometra e mi piacerebbe dopo proseguire gli studi andando all'università. Ho capito, hai già le idee chiare su cosa fare? Sì, ingegneria. Ah, quindi è una roba complicata, insomma, difficile. Sì, però mi piace, mi appassiona, quindi. Ti piace studiare? Beh, sì, mi piace studiare, però comunque, vabbè, mi piacerebbe diventare ingegnere. Sì. Oh, bene, io te lo auguro con tutto il cuore. Però ti sei anche iscritta a Miss Topolini, giusto? Sì. Quindi mi pare di intuire che oltre alla carriera da ingegnere mi piace molto il mondo della moda. Sì. Ho capito. Ma ti piace sfilare? Cosa ti piace nel mondo della moda? Cos'è che ti attrae? Sicuramente mi piacciono le sfilate, guardo anche in televisione, ma proprio il mondo della moda in sé, gli abiti, le modelle, mi piace come... Ti affascina? Sì, molto. Beh, sei arrivato nel posto giusto, sarà sicuramente una bellissima esperienza per te, tra l'altro sei molto giovane, quindi hai tutta la vita davanti per poter concretizzarlo. Sì, sicuramente. Bene, io ti auguro di essere felice, ben arrivata intanto. Grazie. Telecamera, adesso vinci l'emozione perché devi assolutamente salutare e dire tutto quello che ti passa per la testa. Saluto la mia famiglia, i miei amici e il mio ragazzo che è venuto qua con me a guardarmi. Brava. Grazie mille.